Panorama sulle forze in campo. Voi siete un'Europa, sostenete una visione europea del partito. Quali sono le forze in campo? Io posso parlare per me, nel senso posso dire perché secondo me la mozione Renzi si distingue dalle altre per un'idea, secondo me, innovativa di cosa voglia dire essere sinistra di governo in questo momento, essere centro-sinistra di governo come si addice al PD. Io credo che abbia forze, moltissime forze che ancora non hanno trovato un canale di espressione sempre al 100%, cioè secondo me la mozione Renzi è molto di più di quello che si vede, che si pensa, forse pensando al Partito Democratico degli ultimi anni. C'è tutto quello che abbiamo visto e c'è un sacco di energia a livello di circoli, di militanti, di simpatizzanti, e secondo me uno dei punti di forza della mozione Renzi è proprio la capacità di attirare forze anche al di fuori della militanza tradizionale. Una cosa che io sto notando in questo periodo, veniamo contattati da persone tradizionalmente non vicinissime alla militanza politica, sempre interessate ma mai militanti, e ritrovano in Renzi, nelle persone che lavorano con Renzi e nei militanti che a livello locale lavorano per Renzi, una possibilità di dialogo che fino a questo momento era più difficile incanalare. Questo credo che sia un punto importante, credo che che siamo in un momento storico complicatissimo da tantissimi punti di vista. Credo per esempio che nella mozione Renzi ci siano le persone più in grado di interpretare il fenomeno delle fake news e il rapporto con i populismi. È una cosa di cui sono convinta, non perché gli altri non siano persone valide, assolutamente tutti, però come punto focale credo che ci siano molte persone nella mozione Renzi che hanno idee chiare e che io condivido su come affrontare il problema, per esempio della gestione dei social network, delle fake news, di tutto quello che riguarda appunto il mondo dell'informazione in trasformazione. Credo anche che, per quanto sappiamo tutti che politiche come il Jobs Act, per esempio, possano avere bisogno di essere corrette, penso che la strada sia guardare avanti, quindi non cercare di trovare ricette passate, cosa che a volte ho la tendenza purtroppo succeda in alcune discussioni con i compagni di partito, ma credo che si debba provare a cambiare il paradigma, a guardare avanti e a cercare di capire come sarà il mondo del lavoro tra 20 anni. Questa cosa io la noto nei miei compagni di strada, appunto, della mozione Renzi, è una cosa che sento moltissimo come tema presente. Con questo voglio dire che secondo me dobbiamo sempre stare attenti, questo penso valga per tutti, al fatto che abbiamo un candidato segretario che rappresenta noi e noi siamo variegati, siamo molti, siamo plurali, siamo anche capaci di intercettare tante idee. Infatti sul sito che abbiamo lanciato insieme ad un gruppo di militanti europei, incaminoeuropa.com, vedrete che ci saranno una serie di materiali che sulla linea di quanto affermato nella mozione Renzi proporranno ulteriori spunti di riflessione, ulteriori idee, ulteriori pratiche da proporre appunto all'Italia in prospettiva estera. Questo proprio perché non è vero che noi ci identifichiamo in Renzi qualsiasi cosa dica. Noi vogliamo portare all'attenzione del partito, tramite la candidatura di Matteo Renzi, una serie di temi che ci stanno a cuore e che riteniamo fondamentali per il futuro dell'Italia e in generale dell'Europa. Eppure, ed è conseguente alla scelta del referendum da parte degli italiani all'estero. Però in Italia il risultato del referendum secondo me è stato frutto di una serie di congiunture molto particolari. Credo che in parte si siano pagati errori di governo e quindi credo che sia importante durante la campagna referendaria affrontare le problematiche, per esempio legate alla buona scuola, per esempio legate appunto ad alcune problematicità del Jobs Act, per far vedere che, cosa di cui io sono fermamente convinta, l'azione di governo è stato un primo tentativo, un tentativo di smuovere l'elefante, di fare in modo che l'Italia ripartisse. Quindi quello che adesso secondo me è nostro compito far capire, ed è compito nostro, ed è compito di Matteo, ed è compito di tutti quelli che si
si vogliono impegnare per la sua mozione, è far capire che quello è stato un tentativo, che ogni tentativo è perfettibile, che si hanno delle idee per raggiungere le problematicità che evidentemente fino a dicembre non erano ancora così chiare. E a dicembre è stato dato un segnale, secondo me dobbiamo mostrare di avere capito qual è il segnale e dobbiamo mostrare anche di essere in grado di interpretare questo segnale per migliorare la proposta di azione di governo tramite appunto questa candidatura. Lei mi diceva che c'è molta adesione da parte delle esponenti delle comunità all'estero. Un gruppo molto variegato, presente in diverse realtà. Tutti abbiamo notato un aumento della partecipazione a ridosso del 4 dicembre, cioè prima sicuramente c'è stato un aumento di partecipazione, ma soprattutto dopo, nel momento in cui il referendum è finito come è finito, c'è stato un interesse da parte di diverse persone proprio per la partecipazione. Una partecipazione che non si traduce necessariamente subito in tessere, ma che si sente, che è viva, e che inizia a prendere una forma, ed è una cosa che secondo me è stata proprio smossa da una campagna referendaria che peraltro all'estero è stata condotta a mio avviso molto bene da tutto questo gruppo che adesso appunto sta portando avanti la mozione di Renzi, ma non solo, e che è riuscito a coinvolgere persone nuove, cosa che all'estero, come potete immaginare, è molto difficile. Vi faccio un'idea, per darvi un'idea vi faccio un esempio. All'estero abbiamo organizzato dei porta a porta durante il referendum. Un porta a porta in Italia vuol dire che uno si fa un giro, suona tutti i campanelli, qualcuno apre, qualcuno no. Un porta a porta all'estero significa che magari per mezzo chilometro non c'è un italiano. Quindi è molto più Quindi complesso. è una cosa che anche a livello di energie, di tempi, di voglia, di capacità, di possibilità di mettersi in gioco, è una cosa che ha un impatto chiaramente diverso, però proprio queste cose hanno dato risultati. Io quando ho iniziato il porta a porta avevo paura, un po', voglio dire, tutto è fisiologico, che arrivi lì e ti dicono vabbè ma cosa vuoi, va bene. E invece anche da parte di persone che avevano già votato addirittura nel momento in cui li abbiamo raggiunti e che avevano votato no, abbiamo avuto un grandissimo interesse per il dialogo, per il confronto, e questa secondo me è una cosa che va intercettata, e va intercettata in tutti i modi, quindi tramite i social network, ma anche tramite il lavoro più tradizionale sul territorio, la porta a porta, volantinaggi, andare avanti alle chiese, tutto quello che in tutta Europa si è fatto per il referendum appunto. Ma non ritiene che probabilmente ci sia questo grande vostro entusiasmo, diciamo della base all'estero, sia chiaramente produttivo, ma sia proprio la figura di Renzi che è stata contestata da molti? In Italia senza dubbio, ma io che in parte faccia parte del gioco, quando uno va al governo chiaramente si attira più inimicizie che altro. Questo penso sia fisiologico. Questo penso sia fisiologico e penso sia particolarmente fisiologico nel caso di Renzi, che ha cercato di smuovere le acque e lo ha fatto con uno stile anche molto, mi passate il termine, aggressivo, cioè molto d'attacco, in questo proprio in termini calcistici direi, molto di attacco. Questa cosa io stessa non l'ho trovata sempre particolarmente utile per la causa, è stata una sua scelta, credo che sia una delle cose su cui forse si potrebbe imparare qualcosa per il futuro. Detto questo, però, credo che il problema più grosso di Renzi non sia stata la comunicazione, sia stato il fatto che è arrivato in un momento in cui le speranze sembravano essere finite, lui ha incarnato le speranze e ovviamente nel giro di 2 anni e mezzo non si può risolvere tutto in Italia, non si può risolvere tutto, e comunque tutte le volte che si affronta un problema inevitabilmente si va incontro a resistenze, a necessità di compromesso, a maggior ragione in un governo di coalizione, a tutta una serie di appunto di reazioni che io ritengo fisiologiche e che nel caso dell'azione di governo di Renzi sono state particolarmente forti, perché sono stati anche aggrediti tanti problemi in contemporanea, e quindi insomma credo che questo abbia portato poi una reazione particolarmente forte di rigetto. Detto questo, io credo che proprio i punti più critici siano quelli da riprendere in mano, per far vedere appunto che non si sottovaluta la difficoltà delle persone in carne ed ossa che magari hanno avuto problemi sul lavoro, che magari hanno avuto difficoltà nell'inserimento nella scuola.
Credo che si debba partire proprio da lì per riuscire a rilanciare un programma nuovo che non rinneghi le basi del riformismo, ma lo porti avanti, perché quella secondo me è la strada, quello che dicevo prima, guardare al futuro più di tutto. La maggioranza sarà convinta e Renzi potrà ritornare ad essere il segretario del PD. Ritiene che gli italiani in Italia saranno così entusiasti di andare ad un raddoppio dell'esperienza, nonostante tutte le affermazioni? Io questo lo spero perché credo che veramente sia l'opzione migliore che abbiamo in campo. Quello che succederà lo vedremo, secondo me dipenderà moltissimo da come decideremo tutti insieme di lavorare appunto sui temi più sensibili. Credo che ci sia speranza, credo che il 40% del referendum comunque non vada sottovalutato, cioè ne stiamo parlando comunque di una base elettorale ampia da cui partire, il che non significa che il 40% del referendum sia tutto di Renzi, questo è assolutamente indubbio. Però significa che c'è intanto un elettorato di riferimento a cui guardare, da convincere. Quindi secondo me starà a Renzi in primis e a noi cercare di convincere il più possibile le persone, soprattutto quelle che hanno votato sì, ma non solo, anche quelle che hanno votato no, del fatto che abbiamo un'idea riformista per l'Italia che vale la pena di essere portata avanti. Quanto ci riusciremo lo vedremo il 30 di aprile. Però noi faremo senz'altro di tutto, con tutto quello che è nelle nostre possibilità. All'atto pratico e nel concreto, riuscite ad incidere dall'estero sul tessuto italiano? Sul tessuto italiano, guarda, io le posso fare un esempio banalissimo di una cosa che è successa qualche tempo fa. C'era stata la proposta di impedire il famoso contromano in bicicletta, non so se ricordate questo aneddoto. Sì. Uno dei nostri amici del Partito Democratico tedesco, che tra l'altro adesso sostiene Orlando, questo per far vedere che siamo un partito unito e vivo che lavora insieme prima, che lavorerà insieme dopo, aveva proposto di scrivere una lettera per far presente come funziona la regola del contromano in bicicletta in Germania, che è completamente diversa. Il contromano in bicicletta ovviamente è strutturato, non è che uno può andare in contromano in bicicletta in autostrada, ci sono delle regole, però rende più utilizzabili le piste ciclabili, perché ci sono alcune strade di raccordo in cui senza un pezzo di contromano sarebbe molto difficile poter avere tempi normali per andare al lavoro. E questa cosa è stata immediatamente recepita. Sono cose piccole, non possiamo dire di incidere su tutto, però se decidiamo quali battaglie combattere, credo che abbiamo un po' di possibilità, insomma, come tutti i militanti, di fare la nostra parte. Poi io le dico un'altra cosa, cioè per quanto mi riguarda io credo che il compito di un partito sia sì quello di fare proposte di governo, ma sia anche quello di fare in modo che la partecipazione diffusa aumenti, che migliori il livello del dibattito pubblico, una cosa che noi facciamo spesso a Monaco, ma che fanno in tantissimi altri circoli, anche qui indipendentemente dalla mozione sostenuta in questo congresso, sono incontri di approfondimento, perché vediamo che c'è grandissimo interesse per l'approfondimento politico, per capire meglio quali sono le problematiche e come affrontarle. E questo credo che sia un compito del partito anche indipendentemente poi dal risultato che si porta al vertice, perché crea una cultura diffusa molto più significativa, anche perché siamo in un momento in cui, si dice, tutte le parti, i corpi intermedi, compresi i partiti, vivono un momento di difficoltà e quindi bisogna trovare un modo per ridare linfa ai corpi intermedi. Io credo che una delle chiavi sia proprio l'approfondimento della discussione per migliorare il livello del dibattito pubblico. Questo vale tanto per gli italiani all'estero quanto per gli italiani in Italia, a maggior ragione in un contesto interconnesso come il nostro, dove tutti i momenti noi interagiamo con persone che vivono in Italia, su Facebook, su Twitter, su come oggi, su Skype, insomma con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo. Di entusiasmo ce n'è tanto, ma qual è stato l'errore che ha portato a questo statu quo? Ma io posso ovviamente parlare per me, io ho avuto un percorso un po' diverso da quello di altri della mozione, nel senso che
ovvero ho avuto un percorso che ritrovo in altri della mozione, ma diverso da altre persone ancora, chiedo scusa un po' il giro di parole, nel senso che io ho sostenuto alle scorse primarie la mozione Cooperlo, quindi quanto di più lontano c'era dalla mozione Renzi, e in questo congresso invece mi ritrovo con entusiasmo e convinzione dalla parte della mozione Renzi. Quindi dal mio punto di vista c'è stato probabilmente un problema nel passaggio dal partito al governo. C'è stata una sensazione da parte di molti di trascuratezza, che poi si può confermare o meno, è tutto da vedere, però credo abbia preso piede in alcuni questa sensazione di essere, diciamo, trascurati a favore dell'azione di governo. Da qui anche questo discorso della doppia possibilità di avere un segretario diverso dal Premier, ammesso poi che il Premier sia ancora espresso dal Partito Democratico. Cosa che trovo un po' discutibile per tante ragioni, nel senso sono aperto personalmente a tutte le possibilità, però credo che sia un po' un falso problema. Ecco, il problema è, secondo me, alla luce anche di quello che sono le esperienze degli altri partiti socialisti, socialdemocratici europei, il discorso appunto di curare gli iscritti, ascoltare, cosa che sinceramente, vedendo anche quella che è stata la campagna referendaria e confrontandola con altre campagne elettorali alle quali ho fatto io parte, alle quali ho sostenuto, sinceramente non ho poi trovato tutto questo stato di abbandono che viene così tratteggiato da alcuni. Anzi, al contrario, io ho potuto percepire una vicinanza, e anche, come dire, una vicinanza pratica da parte del partito da Roma, diciamo così, che io non avevo mai percepito prima, devo essere sincero, durante la campagna referendaria. In altre campagne io mi sono sentito il soldatino da solo che sta lì e cerca di portare avanti qualcosa, ma non quell'organizzazione e quel sistema che c'è stato invece durante la campagna referendaria. Probabilmente avere un certo tipo di contenuti alla fine, da un punto di vista del partito, non è poi tanto sbagliato. Ecco. Ma l'errore è stato del vertice oppure del team che attorniava il vertice? Ma se devo sinceramente fare un confronto tra quella che è la situazione attuale con quella che è la situazione anche solo di qualche settimana fa, io ho l'impressione che c'è stato uno scontro aperto in cui tutte le parti hanno reagito, secondo me, in maniera su alcuni aspetti da rivedere. Purtroppo, devo dire purtroppo, perché avevo massima stima di chi è uscito dal partito, però purtroppo da quando c'è stata una uscita di alcune personalità, mi sembra che si respiri un clima molto diverso, e quindi probabilmente le esagerazioni ci sono state da tutte e due le parti, quindi gli errori saranno stati sicuramente compiuti anche da chi sostiene la mozione Renzi oggi e dal segretario stesso. Sicuramente aver parlato di buffi e cose di questo genere forse non è stato sinceramente la cosa più adatta a instaurare un dialogo, però mi sembra che i problemi fossero di natura probabilmente diversa, e da quando alcune personalità non ci sono più, mi sembra che sinceramente di vivere in un clima di confronto tra mozioni, tra idee, che lascia ben sperare poi dopo, quando il 1° maggio ci ritroveremo poi a primarie concluse, penso che ci sarà un clima di collaborazione e non di scontro totale, completo e continuo come è stato fino a poche settimane fa. C'è una forte convinzione dell'unitarietà del ruolo del segretario del partito di maggioranza e della sua posizione come leader al governo, come premier al governo, partendo da quanto avviene anche per gli altri paesi, per molti altri paesi UE. In Italia il detto ogni testa un partito, insomma, non è che poi sia del tutto esagerata, ma... Sì, la personalizzazione è un fenomeno che ha preso piede, credo, un po'... Quanto sarà possibile governare per voi? Sarebbe possibile governare una seconda volta un paese così in ebollizione? Rimane
lo spirito di collaborazione che c'è fino adesso. Non dimentichiamo che diciamo il principale competitore di Matteo Renzi è Andrea Orlando, quindi qualcuno che sta comunque al governo. Sinceramente appunto lascia ben sperare che quale che sia l'esito delle primarie, sinceramente si vada avanti in maniera unitaria, quindi unitaria nel senso spirito di collaborazione dentro il partito. Se poi si arrivi a una diversa ripartizione, diciamo, organizzativa, ecco, che io personalmente auspico sicuramente, tra segreteria allargata, diciamo, adesso non solo il segretario, la segreteria del PD e il governo, questo è auspicabile dal mio punto di vista. Poi che ci sia un segretario diverso dal Premier, questo sinceramente non lo so. Mi sembrerebbe un po' un peccato perché appunto non capisco perché negli altri paesi funzioni e da noi no. E tra l'altro l'idea di un paese normale, di un partito normale era di Dalle Ghemà, quindi non sono poi idee tanto lontane né nel tempo né nel campo progressista. Quindi mi dispiacerebbe se questa idea, che ha a che fare anche con la vocazione maggioritaria del PD, sinceramente andasse un po' in soffitta. Però poi la soluzione organizzativa si trova, in tutti gli altri paesi si trova, quindi si può trovare anche in Italia. Prima mi si diceva appunto che i circoli sono molto ascoltati, c'è una base molto ascoltata. Qual è la percezione della comunità italiana in questo momento della battaglia politica all'interno del partito di maggioranza? Secondo me questo in Germania ovviamente. Sì, la mia sensazione è quella di un certo smarrimento, una certa confusione a leggere tutti questi passaggi molto convulsi che poi hanno portato appunto alla fuoriuscita di alcuni, invece alla permanenza di altri e all'organizzazione del congresso. Quindi se ci riferiamo fino a qualche settimana fa, onestamente c'era più mettersi le mani nei capelli e scuotere la testa e sperare che passasse presto. Da adesso appunto stiamo reincanalando le nostre energie in quello che sarebbe un normale dibattito tra emozioni, tra idee, e non uno scontro campale tra nemici, che è sinceramente una cosa che avrebbe portato alla distruzione del PD in tempi rapidissimi. Ma per fortuna appunto mi sembra che la svolta c'è stata da quando abbiamo cominciato a lavorare al congresso realmente, con chi ci vuole stare. C'è chi dice che c'è poca sinistra nel centro-sinistra. C'è poca sinistra? Beh, se andiamo a vedere la retorica, probabilmente ci sono meno bandiere rosse, c'è meno rifarsi a padri spirituali, diciamo così. Forse, se poi andiamo a vedere i provvedimenti concreti, anche lì c'è un modo di presentarli da parte poi di blog che non sono gestiti da nessuno e che però sono gestiti molto bene da agenzie di comunicazione, e da parte, così diciamo, c'è una percezione generale sicuramente che presenta quei provvedimenti del governo o le proposte anche del PD come se fossero molto lontane dalla sinistra. In realtà, se poi andiamo a vedere, anche solo facendo riferimento a quello che sta succedendo adesso, di quello che stanno venendo, dei provvedimenti che vengono approvati ultimamente, quindi revisione del Jobs Act anche per le partite IVA, per non parlare poi di diritti civili, che insomma quello che si è riuscito a fare in questi anni con una maggioranza di governo tra l'altro molto precaria, sinceramente non so, probabilmente bisognerà aspettare un po' prima che venga diciamo apprezzata nella sua complessità. E che anche in Italia e anche nei confronti degli italiani all'estero ci sarà un risveglio di attenzione verso la politica, oppure un abbassamento del livello di attenzione che si è andato pian piano perdendo. Io credo, ecco, lì vorrei dare sinceramente merito in parte anche al Movimento 5 Stelle, cioè, io devo essere sincero, prima del Movimento 5 Stelle guardavo la politica sempre con una certa diffidenza, non tanto la politica in sé come capacità di dare soluzioni, quanto proprio all'attivismo politico, e lì sinceramente un risveglio c'è stato. Certo,
più andiamo avanti, più questo risveglio viene, però a questo risveglio si accompagna anche un aggravarsi dei toni, sempre più da scontro, che sinceramente per adesso mi pare che allontanino dal dibattito poi le persone, ma allo stesso tempo paradossalmente le lascia anche sveglie, e questo è quello che ho visto con il referendum. Persone che avevano abbandonato ogni speranza nei confronti della politica, piano piano, messe di fronte a una proposta concreta, cambiamo la Costituzione in questa maniera, hanno deciso di prendere posizione, e quasi sempre poi anche a favore. Questa è proprio l'esperienza personale, persone che mi contattano il giorno del referendum dicendo: guarda, sono andato a votare e ho votato sì. Persone che onestamente non pensavo si sarebbero mai più occupati di politica dopo aver passato tutte le esperienze degli ultimi almeno 10 anni. E invece sta succedendo, qui anche in Italia, non parlo adesso di chi mi ha avvicinato qui in Germania. Quindi forse la rappresentazione che abbiamo è un po' diversa da quella che è poi la realtà, forse di fatto. Un pochino di speranza ce la vorrei avere. Ecco. Il tempo passa, le primarie si avvicinano. Con quale messaggio si chiude l'intervista? Il messaggio è: partecipiamo e dialoghiamo. Il fatto che adesso noi confrontiamo le nostre idee significa semplicemente che abbiamo tutti interesse al Partito Democratico, e abbiamo tutti interesse al continuare questo processo di costruzione del Partito Democratico, che non ha mai subito in realtà una pausa, e che con le forze che ci sono, quelle di tutti, può continuare a progredire. In una frase, come definirebbe la proposta di Renzi? Dinamica. Secondo me la proposta di Renzi è dinamica, forse meno identitaria delle altre, però sinceramente consapevole di quelle che sono le sfide in Italia e fuori.